siamo in inquadratura e quindi proseguiamo questa rassegna di bellezza con l'aspirante Miss numero 104. Nome? Martina. Ok, Martina ha un po' di abbassamento di voce, ma non ti preoccupare, tanto col microfono riusciamo a catturare le tue frequenze. E allora, senti, quanti anni hai? 22. Cosa fai di bello nella vita? Studio e lavoro. Studi e lavori. Ok, cosa studi? Giurisprudenza. Scusate la voce, ma ho 39 di febbre. Poverine. Poi cosa lavori? E la barista. Fai la barista. Magari preso freddo facendo la barista alle ore piccole. Credo di sì. Ai ai ai, bisogna stare attenti, Certo. Senti, hai un sogno nel cassetto? Sei una ragazza così bella, carina, bionda, occhi azzurri, alla moda. Niente di che, vado solo a lavorare, guadagnare, divertirmi. Wow. Beh, no, mi hai... Niente di complicato. No, cose semplici ma che stanno alla base di tutto. Certo. Ripetiamole. Lavorare, guadagnare, divertirmi. Oh, tu sei fidanzata? Sì. Ok, quindi lui, non è che magari lui è uno che si è iscritto a Mister, no? No, non fa certe cose. Come ha preso la tua decisione di iscriverti? Ma non lo sa ancora. Bene, tutto a posto, adesso glielo diciamo. Va bene, va bene. Senti, sei anche simpatica con la voce così, sai? Grazie. Oh, allora, senti, quella è la telecamera. Come glielo diciamo a lui? Lo diciamo di persona meglio. Meglio? Sì. Va bene. Senti, arma segreta ce l'hai? A parte la voce da Sylvester Stallone che hai oggi. Sembro simpatica perché sono imbranata abbastanza, quindi... Perfetto, perfetto. Allora, quella è la telecamera di Miss Topolini. Adesso per te davvero l'opportunità di salutare chi vuoi e dire al tuo ragazzo che ti sei ufficialmente iscritta nell'edizione 2011. Ciao Toby, mi sono iscritta all'edizione 2011 di Miss Topolini. Non uccidermi. In bocca al lupo. Crepi. I can fix all those